Lascio quindi la parola a Laura Puppato, che è presidente onorario del Comitato Lina Merlin e senatrice della Repubblica, e che intanto ringrazio anticipatamente, insomma, per aver accettato di essere qui a ricordare questa grande donna. Tanto grazie a voi, buonasera a tutti, e poi ricordiamo che, appunto, diceva giustamente prima Rosa, per sapere chi è questa Pia Locatelli, anche per chi non la conosce. Si sente poco? Si sente. Pia Locatelli, intanto se ne parlava un attimo fa con Valeria, che la conosce ancora meglio di me, è sicuramente una delle onorevoli, più onorevoli che abbiamo nel nostro Parlamento in questa legislatura. Lei è stata presidente dell'Internazionale Socialista e averla nel nostro comitato credo che sia per noi un grande onore. Poi è, come dire, la figura socialista da sempre, l'unica probabilmente che è rimasta all'interno delle due Camera e Senato oggi, quindi insomma un valore aggiunto non da poco. Io quando abbiamo pensato a questa serata con Valeria, che ringrazio tantissimo per essere qui, perché stamattina è stata al funerale di Carlo Azeglio Ciampi e quindi era a Roma, è tornata da Milano ieri sera, insomma diciamo che ha una vita parecchio movimentata. Questa è una legislatura parecchio movimentata e le attività sono tante. Per cui quando abbiamo pensato a questa serata qui a Castelfranco, che abbiamo pensato subito a Castelfranco, prima abbiamo pensato a Padova, poi abbiamo detto no, Castelfranco anche perché è vero, ci sono due figure, infatti stasera arrivando ho chiesto se c'erano anche le sorelle, i familiari di Tina, insomma, che abbiamo ricordato proprio la sua grandezza, Tina per fortuna è ancora viva ed è tra noi, ma l'abbiamo ricordata qualche giorno fa e ha fatto venire i brividi, no? Sentire in comune di Castelfranco la quantità di testimonianze che sono uscite quel giorno da parte di figure diverse che nel corso di questi decenni avevano avuto modo di incontrare Tina e di avere modo di verificare quello che diceva prima Anna Maria, come si possa rappresentare dal punto di vista politico non solo un'area geografica, troppo facile, ma un pensiero politico occupandosi concretamente, quotidianamente della propria realtà di vita locale. Quindi queste due figure, peraltro Lina era esattamente una figura che per raggiungere degli obiettivi che aveva chiarissimi in mente era capace di allearsi col diavolo, seppure si è rifiutata di giurare fedeltà al regime. Questa cosa, guardate, non è banale. Non lo facevano in molti, sì, molti uomini, pochissime, già le donne che insegnavano erano pochissime, lei era una tra le pochissime. La si può collocare veramente nella storia di Rosa Luxemburg e poche altre figure femminili con questo valore, che sono riuscite a uscire da quella nebbia nella quale erano obbligatoriamente mantenute da un regime che non offriva nessuna dimensione di libertà per le figure femminili poi in particolare. Quindi lei ha avuto questa determinazione, questo straordinario coraggio. Si diceva prima, è una donna moderna, è una donna moderna ed è una figura riformista nel vero senso pienissimo del termine. Dicevo quello che diceva Mariucci, no? la parte diceva una cosa verissima, no? Nel senso che per lei ogni obiettivo non era mai raggiunto fino in fondo, c'era sempre da andare a verificare come la politica riusciva poi ad affrontare e a rendere eventualmente concreto in parte quell'obiettivo per poi migliorare la legge di riferimento. I riferimenti sono tanti, si diceva che la Costituzione ha visto il suo tocco felice, in alcuni casi riuscito, in altri non completamente. Infatti ascoltandovi prima pensavo all'articolo 37 per esempio, no? Che è stato un articolo in cui Lina ha fatto una battaglia molto giusta e molto vera, a cui non abbiamo pensato oggi. Ci avrebbero sicuramente detto di andare a distruggere la Costituzione anche per la seconda parte, quindi non il titolo terzo, quindi non l'abbiamo fatto. Però l'articolo 37, pensate, dove lei
insieme ad altre, ma soprattutto lei, ha lavorato molto per togliere un aggettivo. L'articolo 37 dice la donna lavoratrice, prima ha lavorato a costruirlo, no? La donna lavoratrice ha gli stessi diritti a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. A parità di lavoro è stata una scelta intelligente, mediata, ma molto avanzata, perché era impensabile scrivere di avere lo stesso reddito nel 1946. Non è pensabile purtroppo neanche oggi, visto e considerato che ancora abbiamo un gap economico tra il lavoro femminile e il lavoro maschile, in Italia e anche in Europa. Ma ha inserito e ha contribuito ad inserire quel termine a parità di lavoro, che rendeva giustizia al, tra virgolette, al lavoro in sé e allo stesso diciamo, rapporto di lavoro con il datore di lavoro. E poi l'articolo dice: le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. Quindi tanto quanto si era battuta perché venisse garantito alla madre e al bambino una speciale protezione, altrettanto si era battuta per quell'essenziale funzione sociale a cui quel Senato, quell'assemblea costituente, come dire, dava solo alla figura femminile, no? Quell'essenziale capacità appunto di procreare, certamente, ma poi anche di educare e di mantenere la propria prole, per lei era una diminuzione, nel senso che andava a togliere quella totale dimensione di parità che è sempre stata il suo obiettivo dichiarato e che è sempre stato il suo obiettivo così innovativo e così moderno, così anticipatore dei tempi rispetto all'epoca. Per la cronaca fu poi Moro, proprio Aldo Moro, a definire, diciamo, che, come dire, quel termine andava così, insomma, mantenuto, quell'aggettivo andava mantenuto nell'ambito di quell'articolo della Costituzione, perché era così, perché anche la nostra Costituzione, come sempre di più stiamo dicendo dopo 2 anni di lavoro di riforma della Costituzione, ha risentito inevitabilmente di quelle che erano gli spiriti conservatrici dell'epoca, gli spiriti anche più reazionari dell'epoca, non è il caso di Moro, ma in molti altri articoli di questo si risente, per esempio nell'articolo 51, dove sempre la parità di capacità quindi di lavoro che era indifferente tra uomini e donne veniva in realtà ad avere un ulteriore gap che lei ha contribuito non poco a togliere di mezzo grazie proprio alla collaborazione con la Democrazia Cristiana dell'epoca e con il Partito Comunista dell'epoca. Per cui quell'articolo che era stato emanato, diciamo, escludendo le donne sia dai ruoli nella magistratura e sia dai ruoli militari, è stato poi corretto a distanza purtroppo di parecchio tempo. Però è anche vero che proprio la sua, come dire, la sua battaglia continua, la sua capacità di non mollare mai, di non indietreggiare, di non arrendersi, lo si vede dal video, dopo alla veneranda età di 81 anni, ma è proprio la caratteristica della sua vita. E una cosa che appunto vi dicevo mi ha colpito molto, al di là del suo straordinario lavoro politico, sono anche molto interessanti perché a volte gli aneddoti, ce n'è uno in particolare di Teresa Mattei che mi piace sempre ricordare, no? Quando proprio si batteva anche lei per questo articolo 51 completo e che invece alcuni uomini appunto della Costituente dicevano: ah, ma non è possibile che una donna decida e giudichi, perché non è in grado di farlo in quei giorni in cui è notorio che perde la capacità diciamo decisionale di giudizio equilibrato. Quindi in quel caso Teresa Mattei, insomma, un po' arrabbiata perché quelle povere donne, poche che fossero, in quella situazione evidentemente dovevano anche fare in modo che, come dire, di aver ragione, di avere titolo, insomma, per potersi esprimere, visto che la loro numerosità non glielo concedeva certamente per maggioranza, no? All'epoca Teresa Mattei disse: ma guardi senatore, forse è lei che non riesce a ragionare, perché ci sono tanti uomini che non ragionano tutto il mese, non solo in quei giorni, no? Quindi dovremmo togliervi anche quella possibilità. Invece
nel caso appunto di Lina Merlin ne disse una di altrettanto rilevante, perché lei si era adattata, abituata a vivere da anticonformista e non lo poteva non fare dopo 25 anni, d'accordo? 25 anni, 20 anni, 22 anni di lotta al regime fascista. Perché voi dovete capire che non firmare l'atto di fedeltà, 5 arresti, 5 volte l'hanno arrestata. Lei che poteva essere una privilegiata in quell'ambiente, perché appunto acculturata, letterata, insegnante, persona tra l'altro gratificata di stima, e lei perse tutto, perse la sua, lei diceva, si perdeva la dignità, sfidò le più volgari ironie, l'isolamento, la calunnia, la derisione, l'impopolarità, sempre per i suoi ideali senza un vantaggio. Cioè, straordinaria sta roba, non andava neanche a votare, non solo non poteva essere votata per quel suo coraggio, ma non andava neanche a votare. Eppure ha deciso che non si poteva non scegliere e scegliere per il bene, qualunque fosse il prezzo da pagare. 5 arresti, 4 anni di confino, non chiese mai la grazia nonostante molte insistenze, anche da parte di molti dei suoi colleghi di partito. E poi, come dire, appartenente al CLN, quindi al Comitato di Liberazione Nazionale, di diritto a quel punto, unica donna socialista nella direzione nazionale socialista, insomma una carriera in realtà quasi per esclusione, non c'era nessun altro che avesse quel curriculum, quell'esperienza, quella competenza, una massa di elementi, diciamo, caratterizzanti una vita che uno, anche se la vuole escludere, gli tocca tenersela una così, no? Quindi, effettivamente, lei, insomma, a un certo punto è stata proprio madre costituente indicata, una delle 5 donne che hanno contribuito alla nostra Costituzione. Ma vi dicevo, quando è arrivata in Senato, dopo, appunto, unica donna, unica senatrice in un mondo di uomini nella seconda legislatura, lei ebbe a dire, ve la leggo perché è interessantissima, diceva: io sono ancora al mondo, ma non so se per fortuna o per disgrazia del Senato, diceva in Senato, perché si dice che ha una donna sola, una sola donna questo Senato, ma forse ce n'ha una di troppo. Perché lei era talmente, come dire, veemente nelle sue richieste, talmente attenta, accorata, forte nella sua espressione, che evidentemente rompeva le scatole a molti, come è giusto che sia, perché se no, se sei troppo quieta in quel mondo lì, vince la conservazione. Allora, siccome il titolo era Sulle orme, no? Di Lina, per una società che si riforma, per una società che guarda avanti, che è capace di... Io dico 2 cose, insomma, prima di chiudere unificando queste 2 figure, Tina e Lina, che per me sono davvero 2 figure che questo Veneto, quest'Italia dovrebbe molto di più riconoscere ed evidenziare come esempi di vita coerente, vissuta in maniera integerrima, come non capita spesso e come i più grandi della storia del Novecento. Vorrei ricordare Pertini, vorrei ricordare Gramsci, non mi spiace unirli, cioè non lo trovo irridente, o non lo trovo in qualche modo ingiustificato unirli insieme a queste figure. E ripeto, proprio perché donne in quel frangente storico, in particolare Lina, che ha vissuto quel periodo maledetto del ventennio fascista, proprio per questo hanno dovuto, se possibile, soffrire, patire ancora di più, e senza che di questo ne sia dato il sufficiente merito. Quindi, per tornare a quello che adesso noi magari esageriamo, no? Ci assumiamo una responsabilità che non abbiamo, però io l'ho letto questo libro, l'ho riletto, ho cercato di capire, insomma, di entrare dentro questa donna, che è veramente una donna che ti prende, no? che ti porta dentro la sua testa, il suo cuore, che cerchi di capire, no? Con che carattere straordinario bisogna avere per superare alcune vicissitudini e poi per costruire socialista in una realtà politica fortemente democristiana dell'epoca, per costruire passo passo le sue vittorie, i cambiamenti di cui sentiva l'esigenza nel mondo del lavoro, per l'infanzia,
Pensate che prima dicevi giustamente, lei ha contribuito con Maria Pia del Canton, tanto per dirvi quanto lei andasse d'accordo con tutti quelli che potevano essere utili agli obiettivi dati. Quindi Maria Pia del Canton, che è stata fondamentale per togliere appunto la patente di illegittimità scritta sulla carta d'identità ai figli, ai bimbi che nascevano appunto senza un padre, 50.000 circa, non qualcuno, 50.000 circa ne hanno contati quando è stata emanata la legge. Quindi, voglio dire, una massa di persone marchiate a vita, in parte come era stata marchiata lei a suo tempo per aver deciso di non firmare quell'atto di fiducia alla dittatura. Quindi, una figura che, vi dicevo, era profondamente riformatrice, non si fermava, voleva andare avanti, voleva guardare avanti, voleva difendere i più deboli, lo si diceva, la giustizia sociale, il suo fondamento, l'origine del suo impegno politico, l'origine della sua decisione di fare la scelta più difficile e più dura, ma quella che poteva permetterle di guardarsi allo specchio sempre con lo stesso favore. Ebbene, io credo che proprio questo essere riformatore, che le ha procurato naturalmente anche molte critiche, anche da sinistra o dall'estrema sinistra, perché non veniva, come dire, giudicata la sua azione politica sufficiente in quanto non massimalista, non così necessitante di raggiungere immediatamente lo scopo finale, magari accontentandosi, tra virgolette, nelle difficoltà enormi, di passare passo passo e raggiungere, no, cammino dopo cammino, proprio quella mediazione che permettesse però di sollevare sempre un po' di più, sempre un po' di più, sempre un po' di più l'asticella della democrazia e della civiltà di un paese. Ecco, io penso che per esempio Lina sarebbe d'accordo, almeno per la parte relativa al titolo quinto della Costituzione che abbiamo riformato, perché c'è dentro il concetto della responsabilità in questa riforma costituzionale, perché abbiamo certamente ridotto la quantità di materie miste che prima erano viste in relazione tra Stato e Regioni, quindi praticamente promiscue nell'attività, ma hanno procurato migliaia di contenziosi. 50%, più del 50% della Corte Costituzionale, il lavoro della Corte Costituzionale ha lavorato più del 50% sulla contestazione rispetto all'interpretazione di quelle materie concorrenti che il titolo quinto attuale ha messo in campo appunto tra Stato e Regione. Per cui si stabilisce con chiarezza finalmente quello che è competenza dello Stato e quello che è competenza delle Regioni. Ma una cosa che nessuno dice mai è che nel titolo quinto c'è scritta una roba che da sola meriterebbe, come dire, di essere spesa quotidianamente anche prima del referendum finale, insomma della data che sarà forse il 27 novembre. Io dico, abbiamo tutti parlato dei costi standard. In questa Costituzione c'è non solo il costo standard, ma c'è anche il fabbisogno standard, che è molto più importante. Lina Merlin non accetterebbe mai, per come l'ho letta, una riforma che prevedesse solo i costi standard. Non basta che costi uguale la siringa in Calabria piuttosto che in Emilia Romagna. No, non basta. Bisogna che la sanità dia gli stessi servizi in Calabria piuttosto che in Emilia Romagna e in Veneto. Ci siamo? E per fare questo è fondamentale che i LEA e i LIVEAS, cioè i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali sociali di assistenza, siano, come dire, fissati in modo tale che non ci sia la fuga dei pazienti, ovvero dei cittadini. E questo è il concetto di responsabilità che è inserito in questo titolo quinto, dove le regioni virtuose o lo Stato addirittura può concedere nuove materie, fino a 9 nuove materie, alcune per svariate decine di miliardi di euro. Pensate solo al sociale. La legislazione sul sociale è stata fortemente discussa ed è stata, come dire, sul punto di non passare, perché un valore fondamentale per i federalisti non lo è per i centralisti, perché concedere il sociale alle regioni vuol dire passargli altre decine di miliardi di euro. Ebbene, quel valore c'è per le regioni virtuose, per quelle che hanno i livelli corretti di bilancio, ma soprattutto per quelli che i fabbisogni standard sono in grado di darli. Quindi il tema, come dire,
se Lina Merlin, come io credo, come sono convinta, come sono convinte le storiche che l'hanno studiata, Anna Maria Zanetti in particolare, ma non solo, abbiamo citato prima anche Lidia Manapace, la stessa Marinucci, eccetera, che l'hanno studiata e sono convinte che questa donna sia classificabile nel tema delle donna riformista, cioè donna capace di non fermarsi ad una conservazione statica, ma di promuovere un cambiamento costantemente. E l'altra questione, e qui chiudo, è il tema del lavoro e delle famiglie. Abbiamo fatto in questi giorni una festa democratica molto importante, sono venuti attori rilevanti, insomma, dalla ministra Pinotti a Serota per la parte sociale, Durante Gottardi e soprattutto ieri sera Gennaro Migliore per la parte relativa alla giustizia e alle carceri, e sono uscite un sacco di questioni, tra cui il fatto che, per esempio, questo paese, pur con, come dire, seppure dobbiamo prendere atto e insomma ci siamo tutte un po' irritate, Valeria, quando la Lorenzin ha fatto i manifesti sul Fertility Day, insomma, abbiamo detto dai, non prendiamole anche in giro queste donne, no? Che già fanno fatica ad esistere, mancanza di servizi, pochi servizi, problemi economici, problemi di lavoro, adesso non è che devono per forza figliare perché gli mettiamo davanti questo vincolo. Però è anche vero che il segnale è un segnale estremamente negativo. Se Portogallo, Spagna, Italia hanno valori così bassi di natalità, siamo tra i peggiori d'Europa, è evidente che il problema non è risolto. Cioè, tornando a Lina Merlin, il problema che lei sollevava costantemente della necessità di garantire una tutela ai minori e alle donne, perché? Perché evidentemente con la sua lunga capacità di visione riusciva a capire che se c'è una politica di attenzione alle famiglie, una politica di attenzione al mondo femminile, se si favorisce un lavoro flessibile anche attraverso tutte le leve che abbiamo dal punto di vista fiscale, probabilmente tutto questo aiuta molto insieme coi servizi a concedere, come dire, una corretta maternità e ad alimentare la giusta, diciamo, continuità generazionale, perché altrimenti parliamo tanto del debito pubblico, ma senza figli mi sa che il problema ce l'avremo tutti, perché poi le pensioni non è che le paghiamo con chissà che cosa, insomma. Quindi il tema sicuramente che lei ci restituisce è ancora un tema sociale, di tutta evidenza, che ancora vale e che è primario per riuscire a riequilibrare effettivamente non solo le sorti di un paese, ma una giustizia sociale che ancora manca. Voglio chiudere davvero ricordando un punto. Noi diciamo sempre, abbiamo ascoltato qualche volta persino sorridendo e magari dicendo che bella idea che ha avuto Zaia, a dire prima i Veneti, no? E io ho pensato una cosa, perché prima i Veneti è stato lo slogan di 2 campagne elettorali, è lo slogan che continuamente esce, no? Per cui dobbiamo, come dire, chiedere di più ed ottenere di più, perché stiamo dando troppo e abbiamo dato molto. Bene, io penso che Tina e Lina non direbbero mai, neanche sotto tortura, prima i Veneti. Eppure, che hanno lavorato di più per i Veneti di loro, io non riesco a trovarne molti di soggetti politici, onestamente, in questi ultimi 70 anni, che hanno solcato, diciamo, i pavimenti di Senato e Camera. Loro si occupavano e si preoccupavano degli ultimi, dei disabili, dei minori, delle donne, dei deboli. Erano umilmente disponibili a lavorare per questa terra, ma senza distinguerla mai dalla terra madre, perché il concetto generale è che non è che se sta meglio un veneto e sta peggio un emiliano, un romano, un calabrese, noi qui stiamo bene e ce ne freghiamo. A noi interessa che stia bene il pianeta intero. Figurarsi, all'epoca, come dire, il pianeta era meno globalizzato e si preoccupava di più magari del tema Italia. Ma voglio dire, il tema della civiltà, della cittadinanza, il tema dell'infanzia, il tema della solidarietà, è un tema che da queste pagine fuoriesce con una forza inenarrabile. Quindi, parlando di Lina e parlando di Tina, noi dovremmo proprio rovesciare questa logica di preminenza, qualunque sia e per qualunque ragione venga espressa, e continuamente ribadire la logica dell'uguaglianza. Grazie.
Grazie mille Laura Puppato, che ci ha portato anche un po' nel cuore dell'attualità e di un pensiero operante, di le donne in movimento, i politici in movimento, in questo caso due politiche decisamente in movimento.